Benvenuti, oggi è domenica 18 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:18 e tramonta alle 19:49. La luna sorge alle 19:23 e cala alle 4:15. Oggi la Chiesa celebra Santa Elena Imperatrice. Il nome Elena è di derivazione greca e vuol dire fiaccola scintillante, splendente. Oggi 18 agosto è la giornata nazionale degli sciroppi e dei liquori. Quella dei liquori e degli sciroppi fatti in casa è una tradizione secolare, se non millenaria, che li annovera fra le preparazioni più tipiche della nostra storia gastronomica. Queste bevande sono anche una testimonianza di un'antica tradizione di ospitalità, retaggio dei Greci e dei Romani. Pensate che la tecnica distillatoria era già nota ai babilonesi ed agli antichi egizi, che distillavano il vino ed il sidro. Essa fu conosciuta dai greci, che la usavano per ricavare acqua dolce dal mare, ma non per gli alcolici. La distillazione era patrimonio dei sacerdoti e di pochi adepti in Egitto durante l'epoca ellenistica romana e venne trasmessa agli arabi. Sono 88 oggi gli anni per Robert Redford, leggenda del cinema. Nato in California, da ragazzo attraversa un periodo di crisi dopo la morte della madre e si dà all'alcol. Lo salva la recitazione. È protagonista di film cult come A piedi nudi nel parco, La stangata, I 3 giorni del Condor, Tutti gli uomini del presidente e Proposta indecente. Quindi passa alla regia, che gli frutta l'Oscar per Gente comune e fonda il Sundance Festival, manifestando sempre grande impegno politico. Compie 81 anni Gianni Rivera, uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Nato ad Alessandria, debutta in Serie A non ancora sedicenne. Passa subito al Milan, squadra con cui rimane per il resto della carriera, vincendo 3 scudetti e 2 Coppe dei Campioni. Fantasista geniale, con la nazionale conquista l'Europeo in casa nel 1968 e arriva in finale al Mondiale del 1970, dopo aver segnato lo storico 4-3 nella semifinale con la Germania. Nel postcalcio diventa dirigente del Milan, quindi entra in politica, arrivando alla carica di sottosegretario alla difesa nei governi di centrosinistra. Infine, buon compleanno all'attrice e presentatrice sarda Maria Giuseppina Cucciari, meglio nota come Geppi, che oggi spegne 51 candeline. Lanciata in TV dalla trasmissione Zelig, arriva alla conduzione di tanti programmi, da Le Iene a Per un pugno di libri. Al cinema la ricordiamo in Grande, grosso e Verdone. Sono tanti i record del siracusano Enzo Maiorca, campione di immersioni. Uno risale al 18 agosto del 1973, quando nel mare di Porto Venere, in Liguria, scese in apnea a 80 metri di profondità, fissando il nuovo primato mondiale. Ma si può riportare in vita un animale estinto? La de-estinzione, chiamata anche resurrezione biologica, è la creazione di una specie estinta. Questa tecnologia si basa su una tecnica di ingegneria genetica in grado di modificare il DNA delle cellule di una specie vivente, in modo tale da ottenere delle cellule con il patrimonio genetico della specie estinta. In generale, dal punto di vista biochimico, è possibile a patto che ci siano frammenti di DNA con le informazioni necessarie. La padronanza di queste tecniche permetterebbe inoltre di rinforzare popolazioni di animali in rischio di estinzione e di curare malattie genetiche come fibrosi cistica e anemia falciforme. Quindi è importante non fermarsi mai con la ricerca di base, sebbene a primo impatto possa sembrare di secondaria importanza.
Buona domenica ai 12. Oggi un'originale e quanto mai misteriosa luna in Acquario congiunta a Plutone rimette un po' di verve e di brio nello zodiaco. Vediamo come Ariete, sicuramente molta amica a questa luna che pacifica i discorsi in amore e che vi mette di nuovo nelle condizioni di essere trasformativi ed adattabili a tutti. Un po' di brio in più non guasta certo. Buona domenica Ariete. Toro, per voi invece la luna è di quadratura associata a Plutone, peraltro rende un po' cervellotico tutto quanto, anche se Urano vi spinge ad agire. La comunicazione però con Mercurio dissonante non è proprio consigliata, le stelle consigliano per questa domenica magari di pianificare ma non agire. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vede ancora Saturno in conflitto con Giove e Marte, ma anche Sole e Mercurio. La Luna però ci pensa a farvi una carezza e a rendervi briosi e soprattutto corteggiati e pieni di sicurezza affettiva. Godetevi quella. Cancro, la Luna esce finalmente dall'opposizione spostandosi nell'originario Acquario, vi bombarda di sogni ma anche di parole che potrete utilizzare per portare finalmente il partner a capire quali sono le vostre ragioni e le vostre esigenze. Oggi siete un po' più fascinosi del solito. Leone, la Luna entra in opposizione e quindi andrà a sollecitare i vostri gradi con delle solite misteriosità che la sua associazione con Plutone comporta, e quindi vi fa temere tutta una serie di imprevisti o di possibilità che potrebbero non realizzarsi per settembre. E beh, si direbbe un momento un po' paranoico, ma non fissatevi troppo, proprio perché è un momento passeggero che vi permetterà solo qualche dubbio e non altro. Vergine, la giornata oggi dismette il trigono della Luna e Venere rimane sola con una distanza siderale da Saturno che la rende un po' insicura. Marte e Giove peraltro contrastano e quindi vi rendono un po' nervosi in amore, come se qualcosa vi avesse disturbato, come se quella gelosia che da un po' vi attraversa non smettesse di darvi tormento. Bilancia, è una giornata che prevede una luna di trigono e oggi siete finalmente attivi, seduttivi, fascinosi e pieni di voglia di fare. Oggi è una giornata giusta per riprendere le comunicazioni affaristiche e parlare di nuovi progetti. Per chi di voi in viaggio si sta divertimento, oggi è un giorno in cui sarete irresistibili. Scorpione, luna di quadratura peraltro che vi tradisce proprio col vostro astro preferito Plutone, per cui oggi potrebbe esserci una dissonanza su come vedete le cose e come realmente stanno. Qualcuno vi farà notare che forse il vostro punto di vista potrebbe essere rivisto. Sagittario, giornata molto importante oggi perché la Luna riesce finalmente a concretizzare un incontro giusto da tanti punti di vista, sia da un punto di vista professionale, lavorativo, fattivo, economico. Vi presenta un'ottima opportunità da cogliere al volo, ma soprattutto in amore e nella passione vi regala quei momenti che da un po' avevate dimenticato. Capricorno, luna di seconda casa con Plutone, si riattiva il Capricorno peraltro con una certa solidità, decisione e lucidità. L'immediatezza oggi sarà anche supportata dal pianeta Urano, quindi oggi sarete veloci, capaci e coglierete al volo il momento per convincere qualcuno ad attivarsi pro bono in vostro favore. Acquario, oggi la luna entra baldanzosa nei vostri gradi, ritira sull'umore, vi rende creativi, irresistibili e fascinosi. Oggi è proprio la fine di quel periodo un po' di stanca che in questa digressione ferragostiana vi ha comportato. Tranquilli, tra un po' tornerete alle vostre abitudini sempre creative, ma non tralasciate il fascino e soprattutto rivedete le posizioni in amore. Qualcuno proprio non ci sta a stare lontano da voi. Pesci, giornata oggi che prevede una luna molto emotiva e anche molto creativa. Probabilmente impegni lavorativi vi separano dal partner o comunque la possibilità di essere lontani in viaggio per divertimento cala di un po', quindi c'è un ridimensionamento delle vostre vacanze e sappiate comunque cogliere il positivo di questi piccoli imprevisti. Secondo gli storici, il suo è stato il più grande impero di tutti i tempi, un'estensione immensa dalla Cina alla Russia fino al Medio Oriente e all'Europa orientale.
questo era il territorio sotto il controllo di Gengis Khan, considerato un genio militare. Il capo mongolo, uno dei più grandi conquistatori di tutti i tempi, secondo gli annali morì il 18 agosto del 1227, a 65 anni. Per alcuni storici, dopo una lunga agonia causata da una caduta da cavallo durante una battuta di caccia. Immaginatevi di essere al centro commerciale e di incrociare quella persona che proprio non avete voglia di salutare. Non preoccupatevi, anche agli inglesi succede. Loro lo chiamano hiding in plain sight, cioè nascondersi o passare inosservati in luoghi molto frequentati. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. È il 18 agosto del 1634, quando Urbain Grandier sale sul rogo. Prete famoso per le abitudini libertine, specie con le sue parrocchiane. Il suo nome è legato al più famoso caso di possessione demoniaca della storia. La badessa e le suore del monastero delle Orsoline iniziano a vedere creature demoniache durante la notte. Grandier fu accusato di stregoneria e patto col diavolo, subì torture brutali e fu condannato a morte. Nel 1971 il film I Diavoli, ispirato al libro di Huxley e diretto da Ken Russell, fu accusato di blasfemia e sequestrato, ma alla fine fu assolto dalla Cassazione. Ci salutiamo con la frase del giorno: se stai a Beverly Hills troppo a lungo diventi una Mercedes. E con questo anche la puntata di oggi finisce qui, ma vi ricordo l'appuntamento fisso di domani con l'Almanacco. Io vi aspetto, buona domenica!